Buonasera, domenica 12 giugno sarà il giorno in cui si voterà sui 5 referendum abrogativi in tema di giustizia. Ne vogliamo parlare in questo nostro speciale con due avvocati dell'Ordine di Agrigento. Ve li presento, sono l'avvocatessa Rosa Salvago e l'avvocato Nino Gaziano. Buonasera. Promossi dalla Lega e dai Radicali, sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale lo scorso 16 febbraio. 5 sono i quesiti: l'abrogazione del decreto Severino, la riforma delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, la valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere e per finire le misure cautelari. Allora, ringrazio gli ospiti per la loro presenza. Il tema è sicuramente di grande importanza perché riguarda la giustizia, riguarda chi ci amministra. Ecco, avvocato Gaziano, comincio con lei. Perché si è arrivati a questo referendum? Ecco, prima di entrare nello specifico dei quesiti che andremo ad analizzare meglio. Si è arrivati finalmente a questi referendum, finalmente si parla di questi referendum sulla giustizia perché la politica in tanti anni non ha avuto la capacità di fare il proprio dovere, quello di mettere mano a una seria riforma della giustizia, dell'ordinamento giudiziario e dei principi generali del dettato costituzionale per l'applicazione del giusto processo ex articolo 111 della nostra Costituzione e di rendere effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 27, cioè la presunta non colpevolezza del cittadino di fronte alla legge fino alla sentenza definitiva. Finalmente si dà la parola ai cittadini, seppure, e lo dobbiamo dire a chiare lettere, nel silenzio totale della politica, nel silenzio totale dei media, e ringrazio Arturo e TVA che credo sia il primo e la prima emittente che sta dando voce a coloro i quali chiedono di partecipare al referendum per riformare seriamente il servizio giustizia, la giustizia che abbia al centro il cittadino. Avvocatessa, ecco, che giudizio dà intanto sui temi del referendum e su questa cosa che sottolineava l'avvocato Gaziano, su questo silenzio? Ecco, i cittadini secondo lei capiranno, risponderanno anche al quesito, cioè andranno a votare, perché ricordiamolo, sì, si rischia anche il quorum. Di questo poi ne parleremo meglio. Ieri era l'anniversario della morte di Enzo Tortora, il 34esimo anniversario della morte di Enzo Tortora. Dopo il processo mediatico, il processo che ha scosso tante coscienze, ricordiamo che ci fu il referendum nel quale si introdussero parecchie norme che potevano portare via via ad un giusto processo, referendum il cui risultato fu spazzato. Oggi la crisi della giustizia è sotto gli occhi di tutti. Non voglio citare il libro di Palamara, il libro appena uscito di Renzi, le correnti del CSM, gli scandali, la riforma Cartabia. Il cittadino lo avverte, il cittadino avverte questa esigenza di una giustizia che sia e appaia più giusta, avverte la necessità di un pubblico ministero e di un avvocato che siano messi sullo stesso piano, avverte l'esigenza di poter partecipare al processo che lo vede protagonista in condizioni di parità. Non tutti lo capiscono, purtroppo, lo capiscono quando ne hanno bisogno. E allora, TVA, lei, state facendo un'opera meritoria, perché il rischio qual è? Il rischio è di non raggiungere il quorum e quindi qualunque espressione di voto potrebbe essere cancellata. Il rischio è che le persone non debitamente informate, anche per le modalità tecniche con le quali sono formulati i quesiti, possano portare il cittadino ad essere confuso. Quindi è necessaria un'informazione precisa, chiara, perché con poche parole chi si accosta al voto comprenda cosa ha nella sua penna, cosa può cambiare nella sua penna, con la sua penna nelle cabine elettorali. Quindi invitiamo tutti ad andare a votare, anche ad esprimere il dissenso, ma ad andare a votare. Avvocato, ecco, ricordiamo che per validare il risultato della consultazione occorre che alle urne si rechi almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In caso di percentuale minore cosa succede? Succede che tanquam non esset, avrebbero detto i latini, cioè
non abbiamo fatto niente, abbiamo scherzato, scusate, abbiamo speso tanti soldi per non raggiungere alcun risultato. E il rischio c'è soprattutto anche perché il 12 giugno il legislatore ha pensato bene, oltre all'accorpamento, di ridurre le giornate di voto da 2 ad 1, per cui questo penalizzerebbe ancora maggiormente l'istituto referendario e la partecipazione alla stessa. È importante partecipare al voto sul referendum per dare un segnale al legislatore in direzione sia delle riforme da fare in via d'urgenza, sia come stimolo a che il legislatore possa farsi carico dei doveri che gli incombono e che quindi deve necessariamente legiferare su una materia che non può aspettare ancora per molto tempo. Però diciamo c'è anche un momento positivo che è dovuto al fatto che insieme al referendum, quindi ci può essere diciamo un trascinamento, ci sono anche migliaia di comuni interessati al rinnovo delle giunte, fra cui vorrei ricordare anche 25 capoluoghi di provincia, anche la nostra provincia, ci sono oltre una decina di comuni che andranno a voto, quindi questo potrà essere anche un incoraggiamento per aumentare. Questo è un dato positivo che valutiamo positivamente e che abbiamo valutato positivamente, l'accorpamento che è stato richiesto a gran voce da parte di coloro i quali hanno promosso il referendum, ma non vi sono dei particolari, delle particolarità circa la promozione del referendum. Il referendum sono la carta, lo strumento, il mezzo attraverso cui i cittadini esprimono direttamente la propria partecipazione alla democrazia. Avvocato, secondo la politica, diceva il suo collega, c'è un certo silenzio, ma ricordiamo che, l'ho detto all'inizio, la raccolta delle firme è stata curata dai radicali e dalla Lega, cui poi si è anche affiancato la Lega di Salvini, però ecco, sto vedendo che diversi partiti c'è insomma un bilanciamento, per esempio sul fronte del no si schierano il Movimento 5 Stelle e il PD, il centrodestra insomma sì, però Fratelli d'Italia fa un distinguo, ha annunciato il no a 2 quesiti, quello sui limiti della custodia cautelare e quello sull'abolizione della legge Savarino. Insomma, questo silenzio della politica posto oggi, perché ancora chiaramente c'è qualche altro giorno, però questo, ecco, non vediamo. Sì, su questo posso fare una riflessione personale ed è la seguente: non sono temi partitici, sono temi politici e il cittadino deve comprendere che il politico, la politica deve prescindere da quella che è l'espressione di un partito o meno. La crisi della giustizia è sotto gli occhi di tutti, non ce lo possiamo nascondere, non possiamo far finta che non sia esistito il caso Palamara o che non esistano dei casi. Non voglio parlare dei casi sotto gli occhi miei e di Nino, che da 40 anni calchiamo le aule di giustizia e potremmo raccontarne tante. La politica non può, i partiti non possono appropriarsi o non appropriarsi secondo la convenienza del momento. Esiste un fatto, il fatto c'è la crisi dei processi, c'è la lungaggine dei processi, c'è l'amnistia mascherata che saranno dichiarare inammissibili processi che durano un certo periodo eccessivo rispetto, c'è il blocco nelle corti d'appello. Il dato c'è, la politica non è stata in grado di porre fine, non è stata in grado di dare una risposta. La stessa magistratura, che pure è stata coinvolta, non ha preso una posizione per la quale ha valutato correttamente e con coscienza tutto quello che accadeva. Noi ne abbiamo viste tante di riforme, abbiamo visto la riforma del codice di procedura penale, del codice di procedura civile, abbiamo visto continuamente riforme, direttive, ma la situazione di stallo che c'era è la stessa se non peggiorata, quindi a questa giustizia bisogna mettere mano. Avvocato Canziano, ecco, il Presidente Mattarella ha invocato nel suo discorso di fine anno anche un profondo processo riformatore. Ecco, questi referendum vanno in questa linea? Io ritengo di sì e vanno su questa linea più della stessa riforma Cartabia, perché affronta i temi referendari, affrontano funditus profondamente dal profondo
le problematiche che assillano maggiormente la giustizia italiana, quella della separazione delle carriere, quella del funzionamento corretto del CSM, quello della custodia cautelare, quella della scelta dei cittadini, dei propri rappresentanti, quella della valutazione all'interno dei consigli giudiziari di coloro i quali devono amministrare la giustizia sotto il profilo della direzione, cioè la valutazione della professionalità dei giudici. La nostra professionalità e la professionalità dell'avvocatura viene valutata quotidianamente da esaminatori stringenti e molto critici che sono i nostri clienti, i giudici, il magistrato, per poter accedere a un posto di direzione, di responsabilità, deve superare per merito alcune valutazioni e alcuni criteri di valutazione. E dimmi tu, chi meglio degli avvocati può valutare la professionalità, la preparazione, la cultura, l'intelligenza, la terzietà, l'imparzialità, il lavoro di un magistrato, se non chi quotidianamente sta con lui, valuta, suggerisce, dall'input attraverso le istanze, le citazioni, i ricorsi, gli esposti e quant'altro, se non l'avvocato, che è il portatore dell'interesse di uno e uno solo, del cittadino al centro della democrazia. E un corretto funzionamento della democrazia passa sicuramente attraverso il corretto funzionamento della giustizia, sia sotto il profilo della efficienza che sotto il profilo della garanzia. Questi referendum vogliono essere da stimolo a superare fin da ora, ad andare oltre la riforma Cartabia, non contro i magistrati, la magistratura, i giudicanti, gli inquirenti, ma nell'interesse della giustizia e del cittadino che ne è al centro. Il referendum non sono contro qualcuno e non sono soprattutto contro i magistrati e la magistratura, ma sono perché magistrati e magistratura facciano meglio, con più serenità, oserei dire con più strumenti, con più mezzi anche di legislazione, il servizio giustizia a favore del cittadino. Allora, prima di entrare nella disamina dei 5 quesiti, io ho fatto una sintesi. Certo, vorrei chiedere all'avvocato Salvago, ecco, giorno 16 c'è stata un'astensione dei magistrati. Attraverso un comunicato abbiamo letto che non scioperiamo per protestare, ma solo per essere ascoltati. Ecco una sua valutazione. I magistrati hanno diritto, come tutti i cittadini, a fare lo sciopero, a chiarire quali sono le posizioni. Mi sa tanto di uno sciopero contro, cioè uno sciopero contro e non uno sciopero propositivo. Uno sciopero che nel campo nazionale ha avuto un'adesione di meno del 50% dei partecipanti, quindi anche a dimostrazione che neanche la magistratura nel suo intero avesse questa voglia, avesse questo interesse a protestare. Avrebbero fatto bene a chiarire, a fare delle conferenze, a coinvolgere i cittadini, perché almeno si sarebbe anche sentita quali sono le ragioni della magistratura, che non siano ragioni corporative, per essere contro la riforma Cartabia ed essere contro il referendum. Anche i magistrati sono oberati di lavoro, sono coscienti che c'è una crisi della giustizia e anche loro devono adoperarsi perché tutti gli operatori del diritto riescano a superare questo momento di impasse. Avvocato Gaziano, ecco, anche lei su questa cosa vorrei che intervenisse. Leggo un breve cenno sul comunicato stampa. I magistrati dell'ANM sottosezione di Agrigento vogliono oggi denunciare insieme a tutti i colleghi italiani il grave pericolo che è insito nella riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente in discussione, che, si ricordi, non accorcia neppure di un solo giorno la lunghezza dei processi ed è improntata invece solo al rispetto del cosiddetto conformismo giudiziario. Io onestamente faccio ammenda, forse per la mia poca capacità
ma non riesco a capire che cosa vuole dire questa frase, che cosa vogliono dire. Rispetto, perché la maggioranza, il 90% di coloro i quali esercitano le altissime funzioni inquirenti e giudicanti hanno capacità di non poco momento. Però andare a fare, con tutto il rispetto, con tutto il diritto, una astensione dal lavoro, senza proporre alcunché rispetto alla riforma Cartabia, non mi pare che sia un contributo valido al sviluppo del dibattito e del dialogo tra istituzioni per poter arrivare a una soluzione positiva. ANM si è arroccata partendo da un preconcetto che questa riforma non deve passare, la riforma Cartabia, che poi voglio dire... ecco, ma cosa prevede effettivamente? Non è granché, prevede una serie di approntamenti di variazione all'interno dell'ordinamento giudiziario, del CSM e quant'altro, ma senza che modifica strutturalmente la portata della riforma vera e propria, così come vogliono e suggeriscono il referendum. Di fatto sostanzialmente è acqua calda, sostanzialmente pannicelli caldi che la Cartabia, cercando di mettere e di non scontentare nessuno, di fatto ha scontentato tutti, gli avvocati e i magistrati. Avvocato, una sua valutazione anche su questa domanda? Noi la riforma Cartabia è purtroppo frutto di mediazione e tutti i frutti di mediazione finiscono con non risolvere il problema. Noi siamo di fronte ad un malato grave, non si può il malato grave curare con l'aspirina. Noi siamo di fronte a un malato grave e le riforme che devono essere fatte devono essere strutturali e radicali, perché altrimenti continueremo ad impantanarci in questo sistema lento, farraginoso e poco garantista, ancora non sappiamo per quanto tempo. Bene, abbiamo chiuso la prima parte, era giusto così fare un'introduzione su ciò che è il pianeta giustizia. Passiamo al primo quesito del referendum, che è l'abrogazione del decreto Savarino. È uno dei quesiti bandiera che mira ad abolire il decreto legislativo 235 del 2012, detto anche legge Severino. Avvocato, spieghi lei meglio. Quindi il referendum si pone il problema di eliminare la decadenza automatica dei sindaci e degli amministratori locali condannati soltanto in primo grado. Ora il quesito è molto complesso, perché purtroppo il sistema di dover compilare un quesito referendario è poco comprensibile al cittadino, in quanto si deve tagliare e cucire la norma preesistente per renderla inefficace. Il quesito la legge Severino cosa prevede? Prevede che la dottoressa Severino, l'ex ministro della giustizia Paola Severina, che prevede la incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari e per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna a valore retroattivo, e prevede anche, a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione, che può durare al massimo per un periodo massimo di 18 mesi. Possiamo dire che questa norma ha cambiato l'aspetto politico direi assolutamente di no. Noi abbiamo un esempio, che è l'allora sindaco Zambuto, che si è dimesso dopo una condanna in primo grado e poi è stato eletto. Chiaramente è stato, poi è stato assolto in appello, e chiaramente questo è stato un vulnus alla volontà popolare, che aveva tributato a Zambuto la preferenza perché andasse a fare il sindaco. Se dovesse vincere il sì, questa norma viene abrogata e ritorneremmo alla situazione quo ante.
È chiaro che si tratta di dover bilanciare tra due interessi: l'interesse alla correttezza e alla probità del cittadino, e dall'altro lato l'interesse dell'elettore che ha espresso la volontà di mantenere o di mandare una persona a quel punto. Ed è chiaro che sappiamo che il nostro sistema è un sistema garantista che prevede 3 gradi di giudizio. È evidente che se 3 gradi di giudizio durano una vita, abbiamo distrutto una carriera politica, così come è evidente che non possiamo tenere una persona corrotta ad esercitare un ministero pubblico che deve dare delle garanzie ai cittadini. A questo punto l'unico rimedio reale, e poi i cittadini valuteranno quale interesse far prevalere, ma sarebbe una corsia preferenziale, un processo rapido e giusto nei 3 gradi di giudizio, a parere di un avvocato che crede nella magistratura e crede nelle sentenze, di modo che ci sia data la parola definitiva, sia detta la parola definitiva, e non si mortifichi una carriera politica, e viceversa non si tenga un corrotto a esercitare le funzioni di un ministero pubblico. Sappiamo tutti che quando un politico viene arrestato, viene condannato anche in primo grado, abbiamo un grande strepito, e sappiamo pure che nel momento in cui arriva l'assoluzione la situazione va nella 5ª pagina con un trafiletto. Nel frattempo dimentichiamo che un uomo, al di là della sua carriera politica, ha subito le conseguenze di un processo ingiusto. Però c'è un periodo, mi pare che la condanna deve essere per più di 2 anni, mi pare, no? No, nella legge Severino no. Prescrive che chi viene condannato in via definitiva... In via definitiva, definitiva. No, invece la Severino prevede anche la condanna in primo grado, la sola condanna in primo grado. Quindi se vince il sì, anche se uno viene condannato, può continuare con sentenza non definitiva. Ma perché vi è l'interdizione semplicemente alla chiarissima spiegazione dell'avvocato Salvago 2 considerazioni, perché il potere politico elettorale appartiene al popolo, che sceglie i propri rappresentanti. Sicuramente il popolo ha la capacità di discernere nel potere capire qual è l'uomo, il cittadino, colui il quale li può rappresentare meglio, e quindi questo referendum vuole restituire ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti, perché non basta una sentenza di primo grado per poter delegare ad altri il potere che appartiene al popolo, cioè di fatto si delega alla magistratura di selezionare, alle sentenze di selezionare la classe politica, contro un principio costituzionale importantissimo che è sacramentato nel giusto processo e precede lo stesso giusto processo, che è l'articolo 27 della Costituzione, cioè la presunzione di non colpevolezza del cittadino fino a sentenza definitiva. E allora, se vi è la presunzione di non colpevolezza, se poi vi sono dei casi, e abbiamo noi una statistica amplissima di modifiche di sentenze di primo grado, sia in appello che in Cassazione, com'è possibile delegare a una sentenza di primo grado di fronte e di contro in via automatica a una presunzione di non colpevolezza del cittadino? E allora è giusto che venga eliminata questo automatismo in maniera tale da restituire a coloro i quali ne sono i depositari, cioè al popolo, la scelta dei rappresentanti, seppure in conformità al dettato costituzionale e alla legge. Vorrei ricordare che questa legge fu introdotta in funzione anticorruzione ai tempi del governo Monti, che prevedeva una serie di misure per limitare la presenza nelle cariche pubbliche elettive di soggetti autori di reati. Infatti la corruzione non è affatto... Diciamo che non ha ottenuto lo scopo, considerato che non c'è stata questa diminuzione sperata e evidentemente non è il mezzo giusto per combatterla. Quindi allora, riepilogando,
Se vince il sì, cosa succede? Se vince il no, cosa succede? Brevemente, giusto per dare un'informazione veloce e immediata a chi ci ascolta. Se vince il no, resta tutto così com'è. Se vince il sì, rimane affidato al giudice il potere di stabilire l'interdizione dei pubblici uffici, ma certamente non con sentenza non definitiva. È necessaria l'esistenza di una sentenza definitiva che acclari definitivamente, secondo quelle che sono le risultanze processuali, la colpevolezza del soggetto candidato politico. Come successe per esempio all'ex presidente Cuffaro, no? Che sì, è incandidabile. È incandidabile perché ha avuto la sentenza del magistrato. Con l'interdizione dei pubblici uffici. Ma c'è l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Quel tipo di reato, quel tipo di condanna, anche sotto il profilo della pena, prevede una pena accessoria, che la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici, che è una norma giusta, legittima, conseguente al dettato costituzionale. È conseguente ad un accertamento definitivo. Reintroduce, diciamo, il vecchio principio che vigeva prima della Severino, che di fatto ha cercato, in un periodo di caccia alle streghe, di individuare le streghe anche attraverso una sentenza di primo grado. Quindi diciamo uno continua a fare la vita normale in attesa, cioè uno che diciamo viene in attesa della sentenza definitiva del processo. E lo dice la nostra Costituzione. Perfetto, chiarissimo, chiarissimo. Bene. Allora, passiamo al secondo quesito, che è la riforma del CSM, che viene indetto il referendum per l'abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco qui il tema insomma è un po' più lontano, CSM, diciamo, dal... Non è lontano. È apparentemente lontano. È apparentemente lontano al cittadino, perché insomma è apparentemente una cosa, lontano, insomma, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è l'istituto, la istituzione che presiede all'autonomia e alla indipendenza della magistratura. Ma l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non sono un beneficio o un privilegio della magistratura, sono un diritto dei cittadini ad avere giudici indipendenti e autonomi. Quindi la elezione del Consiglio Superiore della Magistratura e i suoi componenti diventa un punto di snodo importantissimo nella riforma della giustizia, perché un Consiglio Superiore della Magistratura eletto col sistema che tutti conosciamo porta a quella crisi istituzionale della magistratura stessa che abbiamo letto nel libro di Palamara, ma che, se mi consentite, già conoscevamo da tempo circa il funzionamento percorrente. Quando la valutazione di un magistrato avviene per la sua appartenenza, non vi è autonomia e indipendenza che tengono. Quella è una scelta sbagliata, quella è una scelta che deve essere eliminata. E allora al Consiglio Superiore della Magistratura devono accedere tutti coloro i quali desiderano accedere confrontandosi elettoralmente. E uno degli strumenti, per esempio, importantissimi, è il referendum, questo il quesito referendario lo indica, è l'eliminazione della raccolta delle firme per potersi candidare al Consiglio Superiore della Magistratura. La raccolta delle firme non è altro che lo strumento attraverso cui le correnti individuano i propri rappresentanti. Punto. Avvocato, ecco brevemente, il Consiglio Superiore della Magistratura ha una sua importanza. Il Consiglio Superiore della Magistratura, proprio per la sua importanza, informati, giusto per capire quanto è importante il CSM. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Capo dello Stato. Già questo ci dà l'idea di quello che significhi questo organismo. È composto per 2/3 da membri eletti da magistrati e per 1/3 da membri eletti dal Parlamento. Cosa accade? Nel 1958 viene emanata una normativa che prevede che per potersi candidare un magistrato deve raccogliere da 25 a 50 firme per poter presentare la sua candidatura.
è chiaro che questo ha fatto sorgere delle correnti. Certo. Queste correnti hanno una funzione fondamentale nell'elezione del singolo magistrato, nell'elezione del membro del Consiglio come membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutta la carriera dei magistrati è improntata a avanzamenti di carriera, a trasferimenti, a ricoprire delle funzioni e dei ruoli particolari, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Procuratore Generale. Chi decide questo? Lo decide il Consiglio Superiore della Magistratura, che nel momento in cui deve fare i conti con la corrente che gli ha permesso di essere eletta e che gli permetterà di continuare ad essere eletta, evidentemente dovrà rendere conto alle proprie correnti. E se questo era qualcosa che tutti noi mormoravamo nelle aule o di cui si parlava, di cui tutti parlavano, ma nessuno lo diceva, con la pubblicazione del libro di Palamara, con i vari scandali, perché poi parliamo del sistema Palamara, ma Palamara è uno, ma per fare un collegio che decide, è un collegio che decide. E allora a questo punto bisogna che se ne prenda atto e bisogna che questo Consiglio Superiore della Magistratura venga riformato. La presentazione di un singolo candidato senza necessità dei 25 e 50 firme potrebbe consentire a ciascun magistrato di proporsi per il suo valore. Io non ho visto di recente delle trasmissioni televisive in cui veniva ad esempio intervistato il magistrato Sabella, il quale ci veniva a dire che lui non aveva mai fatto carriera perché non aveva mai voluto iscriversi ad alcuna corrente. Lo dice lui stesso, non è una persona della quale possiamo dubitare, è un magistrato di specchiata fama. Bisogna pure interrogarsi, bisogna che i cittadini lo capiscano e che capiscano che non è così lontano da quello che dalla loro vita, perché sembra lontano ma va a regolare poi chi dovrà giudicarli. Quindi avvocato, sostanzialmente, cioè, se io mi voglio candidare magistrato devo trovare almeno 25 colleghi che mi appoggiano, e quindi questo potrebbe essere, diciamo, potrebbe creare dei mini partiti, come dire, ecco, creare una sorta di le cordate che non sono altro, insomma, che le correnti che mi appoggi e le poi... correnti all'interno della stessa magistratura nascono come strumenti di confronto culturale e politico, nel termine alto della parola, all'interno della stessa magistratura. Ricordiamo all'inizio le battaglie in direzione del garantismo e delle garanzie maggiori di magistratura democratica, per esempio, no? I pretori di assalto e quant'altro, ed erano strumenti di crescita culturale. Da strumenti di crescita culturale si sono trasformati in strumenti di potere, di esercizio di potere all'interno della magistratura stessa, sia attraverso ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati, che è un'associazione di natura privatistica dove tutte le correnti sono presenti e rappresentate, sia all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, che è la massima espressione di garanzia della terzietà, dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato in senso largo, ma del pubblico ministero da una parte e del giudice dall'altra parte. Ecco perché alcuni addirittura, per poter arrivare ad una maggiore terzietà e imparzialità del giudice rispetto al pubblico ministero, parlano di creazione anche, ma questo è di due consigli superiori alla magistratura, uno per i pubblici ministeri, ma con questa proposta referendaria all'interno, poi ne parleremo successivamente, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura a garanzia del cittadino come strumento, come istituzione massima della garanzia della correttezza della giustizia. Avvocato, ecco, c'è chi sostiene che c'è anche un parallelismo fra le varie correnti della magistratura, diciamo, che si specchiano anche nei vari schieramenti dei partiti. Ma è ovvio, è chiaro che non dimentichiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura, 1/3 degli eletti sono politici, sono membri scelti dal Parlamento,
ed è ovvio che con dando loro la massima tutela, la massima fiducia, la massima credibilità, è ovvio che nel momento in cui devono andare, anche da un punto di vista culturale, devo andare ad avvicinarmi, è chiaro che Magistratura Democratica sarà più vicina alle forze progressiste, lì si creeranno anche degli accordi e delle alleanze per poter fare nominare o per poter nominare la persona che può rispettare le proprie garanzie. Ora, se questa normativa viene abrogata, non succede nulla. Non è che il confronto culturale tra i magistrati finisce, non è che le persone hanno bisogno di una corrente o di 24 firme per riconoscersi come persone che pensano alla stessa maniera, è semplicemente togliere un rischio che attualmente si paventava e che si è dimostrato esistente. Mi pare che sono diverse le correnti, c'è Magistratura Democratica, Unicost, sono diverse, ora Area. c'è altra. 101 cambiano nome, ma quindi riepilogando, se vince il sì cosa succede? Se vince il no resta tutto così com'è, quindi sempre il magistrato per potersi presentare avrà necessità di raccogliere da 25 a 50 firme. Se vince il sì, ogni magistrato potrà proporre la sua candidatura, trovare le sue aggregazioni e riuscire a rappresentare quello o a tutelare le persone che lui ritiene che debbano essere tutelate, sempre secondo la normativa e sempre secondo le leggi dello Stato, senza favoritismi. Bene, passiamo all'altro quesito, che è valutazione dei magistrati, che il referendum mira ad abrogare le norme sulle competenze dei membri laici nei consigli giudiziari. Avvocato Graziano. I membri laici siamo noi, gli avvocati, perché il problema siamo noi. Mi interessa direttamente. Il problema siamo noi. Professore universitario e avvocato. Esattamente. Il referendum mira ad eliminare la mera o il mero diritto di tribuna da parte dei membri laici dei consigli giudiziari. Che significa? Cioè, in termini pratici. In termini pratici significa di il referendum qual è l'influenza di questa norma. Esattamente. Il referendum mira a dare voto deliberativo ai componenti laici nella valutazione delle professionalità dei giudici. E i componenti laici, l'hai detto tu, siamo noi avvocati e i professori universitari, che possono benissimo ed hanno la capacità, anzi forse ne hanno molto sotto il profilo della conoscenza delle professionalità dei giudici, per poter esprimere un parere motivato, convinto, fondato su consapevolezza, su consapevole conoscenza dei singoli magistrati nell'ambito del loro lavoro all'interno dei tribunali, e non c'è il rischio, come qualcuno appare sottolineare o cercare di insinuare, di conflitto di interesse, perché a questo punto devo pensare che il conflitto di interesse, se esiste per l'avvocato, che è una parte del processo secondo il 111 della Costituzione, questo stesso conflitto deve esistere anche per i pubblici ministeri, che sono una parte. Io ricordo a me stesso, per esempio, che l'avvocato nel processo civile, nel procedimento civile, quanto deve parlare al giudice del processo che ha in corso, noi abbiamo una norma deontologica che l'avvocato non può parlare con il giudice del processo in corso se non è presente il collega di controparte. Voglio dire, se il pubblico ministero deve parlare con il giudice del processo in corso, credo che sia giusto che sia presente anche. Questo per evitare eventuali influenze, insomma. Quello che dicono di noi, cioè conflitto di interesse, una parte del processo non è colui il quale deve decidere, l'imparziale, il terzo, il giudice, da cui aspettiamo la giusta sentenza. Motivati pareri, fra virgolette, quanto contano, diciamo, allora, ai fini anche della carriera di magistrato. Il Consiglio Superiore della Magistratura, quando fa una valutazione, deve tenere conto anche della valutazione fatta dai consigli giudiziari.
Questi consigli giudiziari, che hanno sede territoriale, sono in ogni sede distrettuale, in sede di Corte d'Appello, sono composti da membri laici e da membri togati. Attualmente il membro laico non ha diritto di voto, a volte non ha nemmeno diritto di assistere. Scusami, io ricordo, io ho fatto parte del consiglio giudiziario del nostro distretto. Sì, anche io. Tu te lo ricordi, eri consigliere dell'ordine, ed era mortificante che io dovevo lasciare l'aula quando cominciava la valutazione. Cominciava la valutazione dei magistrati. Sembrava l'extra homines per l'elezione del Papa. Ci allontanavamo fuori i laici e noi andavamo via e restavano solo i togati a valutare, posso dire, a valutarsi tra di loro. Cioè abbiamo attualmente noi abbiamo una coincidenza tra controllore e controllato, per cui l'abrogazione di questa norma e la partecipazione del membro laico alle votazioni e alla scelta consente intanto, trattandosi di fase territoriale, l'espressione di un parere, di un giudizio da parte di chi quotidianamente opera con quel magistrato, lo conosce, ne conosce pregi e difetti, e dall'altro lato consente che questa commissione controllore controllato venga meno, per cui se vince il sì, i membri laici, quindi gli avvocati e i professori universitari, saranno costretti, potranno partecipare alle riunioni e dare il loro voto. Se vince non saranno mortificati come lo erano. Se vince il no, resterà la situazione come così, loro si controllano e loro si danno i voti senza tenere conto di quello che invece è la loro pregnanza e la realtà nel territorio. Bene, chiarissimo, anche se capisco che insomma è un po' un quesito molto di nicchia, insomma, perché sì. Non è di nicchia se attiene, stai attento, alla valutazione del merito di quello che deve amministrare la giustizia nel nome del popolo italiano, e quindi la valutazione della professionalità e della capacità professionale di decidere, che è la cosa più difficile che può capitare ad un uomo, soprattutto quando deve decidere della vita di un altro uomo. Certo. Bene, altro referendum è quello della separazione delle carriere. Si voterà il referendum per la separazione delle funzioni dei magistrati con la richiesta di abrogazione di quelle norme che consentono il passaggio nella carriera dei magistrati dalla funzione di giudice a quella di pubblico ministero. La Cartabia ora prevede un passaggio. Solo passaggio. Su questo c'è un dibattito che dura da diversi anni, che dura dall'approvazione del codice di procedura, del nuovo codice di procedura penale, quando si professò la parità accusa e difesa, che in realtà non si è mai raggiunta. Oggi un magistrato requirente diventa giudicante semplicemente se lo vuole, se ci sono posti, e viceversa un magistrato giudicante diventa requirente. Fanno parte della stessa famiglia. Non è difficile, entrando in un'aula di tribunale, vedere le porte chiuse, il pubblico ministero dentro e l'avvocato fuori. Quindi già questo le dà l'idea che la parità non c'è. E se noi dobbiamo attuare il giusto processo di cui tanto abbiamo parlato, per cui tanto abbiamo lottato per il 111 della Costituzione, se noi vogliamo realizzare la parità tra accusa e difesa e fare un salto in avanti rispetto a quello che è la situazione attuale, noi dobbiamo porci il problema se il pubblico ministero può diventare magistrato giudicante e viceversa se il magistrato giudicante può diventare pubblico ministero, se due persone che hanno seduto insieme nello stesso collegio giudicante poi si troveranno domani mattina sapendo uno come pensa dell'altro e avendo svolto gli stessi ragionamenti giuridici, ma questo senza mettere in dubbio e senza mettere in discussione la imparzialità, l'onestà, ma proprio un dato culturale, è un dato culturalmente errato pensare, è come l'avvocato penalista che fa penale puro, e Nino me ne dà atto, che ha difficoltà a fare la parte civile, perché il suo compito è quello di difendere l'imputato, mai quello di accusare. La separazione delle carriere diventa un fatto fondamentale sia per l'attuazione del giusto processo, sia per l'attuazione del nuovo processo in cui dovrebbe esserci una totale parità tra accusa e difesa. Oggi a cosa assistiamo? Le faccio un esempio banale. Certo. Il pubblico ministero, io faccio una denuncia contro l'avvocato Gaziano, il pubblico ministero può decidere o non decidere di iscriverlo nel registro degli indagati, perché dipende da quando lui si convince, eccetera. Tutto questo
delle implicazioni perché i termini variano tutti i termini. Questo non dà luogo a nullità, dà semplicemente luogo ad un eventuale esposto al Consiglio Superiore della Magistratura. E allora io avvocato, se facessi una cosa del genere, se io nascondessi una prova al pubblico ministero, se io mi comportassi, sarei immediatamente indagato sia da un punto di vista deontologico sia da un punto di vista penale, perché nasconderei delle prove fondamentali. Accade sempre, non accade mai? Io mi auguro che non accada mai, ma evitiamo che le cose possano accadere. Diamo anche all'esterno l'impressione che il dato culturale di poter fare nello stesso momento l'accusatore e poi il giudicante al giro di 2 o 3 giorni possa ancora accadere, perché culturalmente la gente che subisce un processo e il processo è già una pena possa rendersi conto che c'è una parte che accusa, che è alla pari con il difensore, e che c'è un giudice che non dà retta ma dà retta agli atti, alle carte e alla sua capacità giuridica di valutare una persona. Quindi avvocato un po' come in America, no? Purtroppo no. Purtroppo no, perché siamo in Italia. No, dico, e come sempre, sarà, nel senso che in America c'è la pubblica accusa. Esiste una... Quindi un magistrato deve scegliere, o accusa o... Esiste, tant'è in America è l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. Da noi abbiamo raggiunto un equilibrio costituzionale attraverso il 111, dopo la riforma del 89, se non ricordo male, cioè la introduzione del nuovo codice di procedura penale che nacque come codice Pisapia, fu poi dallo stesso Pisapia disconosciuto, si rinominò codice Vassalli, fu disconosciuto dallo stesso Vassalli, per cui il nostro codice di procedura penale, che aveva introdotto a grossi titoli di giornale il processo accusatorio reintrodotto in Italia, è un processo di parti, il pubblico ministero è una parte del... La verità è che siamo a un codice di procedura penale ibrido, bardotto, cioè un codice che non è né accusatorio né inquisitorio. Vi è un privilegio per alcuni istituti di natura inquisitoria che ancora albergano nel nostro codice di procedura penale. Non vi è o vi è poco di accusatorio, se non quello importante, il principio del raccoglimento della prova a dibattimento tra le parti in contraddittorio, e anche questo incomincia a scemare attraverso la introduzione surrettizia di documenti, di prove raccolte durante le indagini preliminari, di eliminazione della discussione orale, di limitazione dell'oralità, tutta una serie di limitazioni processuali penalistiche che limitano di molto il processo accusatorio e il processo di parte, per cui stiamo ritornando a fare quello che facevamo una volta con il vecchio codice Rocco, i criticatori della prova raccolta da altri. E questo è lo snaturamento del processo. Perché è snaturato? Perché sostanzialmente all'interno di una stessa grande famiglia che si chiama magistratura albergano una parte del processo e la parte imparziale e terza, che dovrebbe essere il giudicante. È necessario, anche ai fini di dare plasticamente visibilità al processo accusatorio, che le parti siano parti in maniera definitiva e che il giudice sia giudice in maniera definitiva e in maniera distante, in maniera uguale, sia da chi accusa che da chi difende. E poi la scusa della degiurisdizionalizzazione del pubblico ministero
è l'avvicinamento alla polizia dello stesso, è il dato poliziesco accusatorio che viene, mi paiono delle scuse di tipo puerile. Il pubblico ministero, che ha una cultura giuridica e giurisdizionale ed è parte essenziale della giurisdizione, non può che rimanere tale, così come il difensore, anche se bistrattato, è parte essenziale della giurisdizione. Bisogna ritornare, e finisco, a quell'antico brocardo siciliano che dice: con i giudici a passendere a due, e i due sono le parti, pubblico ministero e difesa. Se una parte è con chi deve sentire i due, e allora... Certo. Allora, avvocato, a lei la conclusione è questa: se vince il sì, il magistrato dovrà scegliere fin dall'inizio quale carriera intraprendere, se vorrà fare il giudicante o se vorrà fare il requirente. A quel punto non è vero che il magistrato requirente diventerà un super poliziotto, perché gli studi, la cultura, la formazione lo porteranno a valutare secondo diritto le prove che ha raccolto. Se vince il no, resteremo così come siamo, con questo processo con una bilancia che pende molto da un lato. Bene, mi pare che stiamo andando bene con i tempi, siamo a 10 minuti dalla fine. L'ultimo quesito riguarda le misure cautelari. Il quesito vuole limitare le misure cautelari con l'abrogazione dell'inciso articolo 274 in materia di misure cautelari ed esigenze cautelari nel processo penale. Avvocato Garziano, allora sinteticamente entriamo nel vivo della materia, perché questo mi sembra un quesito particolarmente importante, sì, no? Molto importante. Il referendum e il quesito referendario con il sì vuole evitare che un cittadino possa soffrire in via anticipata di una pena che non gli spetta secondo il dettato costituzionale, cioè l'articolo 27 della Costituzione. Se si è presunti non colpevoli fino a sentenza definitiva, è chiaro che la custodia cautelare deve essere limitata proprio a casi residuali, estremi, così come recita la norma, tra l'altro, in maniera tale da evitare intanto quello che si chiama la ingiusta detenzione del cittadino, e quindi poi non lamentiamoci se si pagano fior di milioni. Io sfiderei chiunque a valutare il prezzo non solo della perdita d'immagine, del crucifiggi, di tutto quello che soffre la famiglia e quant'altro, ma sfido chiunque a dare una valutazione alla perdita di un solo giorno della libertà, che non può avere una stima e un prezzo. Quindi immaginiamoci che significa per colui il quale lo soffre. E allora, in applicazione del principio e del dettato costituzionale, anche alla luce dei risultati statistici circa l'affermazione di responsabilità di coloro i quali nel corso dell'indagine preliminare sono catturati, il 50% è di sentenze assolutorie. Quindi dobbiamo ritenere che il 50% dei cittadini sia stato portato in vincoli ingiustamente e illegittimamente. Ergo, per evitare posteriormente di riparare, pensiamoci prima, in via preliminare. Limitiamo la custodia cautelare ai casi effettivamente essenziali e necessari per evitare in maniera concreta, specifica, tipica la custodia cautelare a cittadini che non hanno alcun pericolo di reitera di reato e quant'altro. Avvocato, ecco, spesso si dice che si fa un uso sproporzionato di queste misure cautelari. Ricordo così, giusto, Mani Pulite, che insomma scoppiò proprio facendo delle misure cautelari. La custodia cautelare è diventata un'anticipazione della pena.
Noi sappiamo che in certi casi è necessario e indispensabile, ma sono veramente casi limite. Il problema è essere privati delle proprie libertà personale senza avere, con un giudizio così sommario che poi porta, come diceva l'avvocato Gaziano, al 50% allo stesso soggetto che è stato privato delle libertà personali ad essere assolto. Il rimedio è questo, e allora come si fa a garantire l'ordine pubblico, come si fa ad evitare l'allarme sociale? Ma l'unica cosa necessaria per la quale dovremmo batterci tutti è la velocizzazione del processo, è la necessità che i processi si svolgano nel minor tempo possibile e con la maggiore efficienza possibile, non è penalizzando il cittadino che si riesce ad ottenere una maggiore pace sociale. La pace sociale si ottiene facendo delle norme chiare, dei processi rapidi e dei processi giusti. Solo in questo modo noi, in una società che oggettivamente è barbarita, possiamo sperare di poter raddrizzare un po' questo problema della giustizia, che è un problema poco sentito ma molto serio. Non c'è un rischio di inquinamento delle prove? Non c'è, tanto il problema dell'inquinamento delle prove, che è uno dei pericoli, la lettera A del 274, mi pare, se non ricordo male, il pericolo di inquinamento delle prove in genere non è mai un requisito che viene assunto, proprio raramente viene posto a base della custodia cautelare. In genere quello che viene utilizzato in maniera pesante, con una interpretazione molto lata nella sua visione giuridica, la lettera C del 274, il pericolo di reitera del reato, che è una valutazione molto soggettiva e che spesso prescinde dalle situazioni oggettive già raccolte nel processo stesso e nella parte, diciamo, nel procedimento stesso che ha portato all'emissione. Cioè non è necessario più, basta spesso quella informazione di garanzia per poter essere strumento di deterrenza ai fini di evitare il pericolo di reitera, soprattutto per la maggioranza dei o cittadini. Il pericolo di fuga magari, no? Vabbè, ma il pericolo di fuga anche lì concretamente è uno dei criteri che non vengono mai posti in essere dal provvedimento cautelare, ma spesso non c'è nemmeno, e dovrebbe essere al fondamento nel decreto di fermo del pubblico ministero. Spesso si prescinde tant'è che poi il giudice emette l'ordinanza di custodia cautelare. Vabbè, lasciamo, diventa troppo tecnico. È una norma importante. È una norma importante perché attiene alla libertà dei cittadini, e la libertà deve essere tolta solo in casi residuali cui nessun altro provvedimento possa essere casi residuali, casi limiti. Bene, avvocato, allora facciamo una sintesi, ci abbiamo alla fine del la nostra sintesi tempo, anche in questo referendum: se vince il no rimane tutto così com'è, se vince il sì i casi nei quali si potrà procedere alla custodia cautelare anticipata diventeranno tipizzati e non si potrà più utilizzare il famoso appena citato dall'avvocato Gaziano, pericolo di reiterazione del reato. Tintinnio delle manette. Scruscio di manette, come si dice. Bene, io ringrazio l'avvocato Rosa Salvago e Nino Gaziano. Ricordiamo che giorno 12 giugno si andrà a votare su 5 quesiti, li ricordiamo così giusto perché è importante, chiude la trasmissione. Uno è l'abrogazione del decreto Severino, la riforma delle elezioni del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, la valutazione sui magistrati, la separazione delle carriere, e un altro molto importante che è quello che riguarda le misure cautelari. Quindi chiudiamo la nostra trasmissione con un appello al voto che faccio fare all'avvocato Salvago e all'avvocato Gaziano.
e dire quanto è importante esprimere il proprio parere, esprimere il proprio voto, perché ricordiamo che se non si supera il 50% abbiamo scherzato. Prego, il referendum è e resta un modo fondamentale di esercitare la propria democrazia. È inutile lamentarsi, è inutile pensare a questa legge ingiusta quando ci si trova coinvolti in un procedimento penale. È giusto dare a tutti la possibilità di esprimersi. Ci siamo disaffezionati dall'andare a votare, lo dimostrano tutte le percentuali e le statistiche. Questa volta si va a votare per delle situazioni veramente importanti che possono coinvolgere la vita di tutti. Quindi io chiedo a tutti i cittadini di andare a votare, di esprimere liberamente il voto, di rileggere i quesiti referendari, non già nella loro formulazione che è abbastanza articolata, quanto nelle sintesi che possiamo trovare tutti sia sui media sia su internet, e di recarci a dimostrare che ancora una volta l'italiano è in grado di poter decidere del proprio futuro quando si tratta di cose importanti. Avvocato Graziano, a lei la conclusione. Io credo che sia importante per i cittadini informarsi sui referendum del 12 di giugno, sul loro contenuto, sotto il profilo della importanza per il funzionamento corretto della nostra democrazia. E il primo impegno, il primo dovere per il corretto funzionamento della democrazia è quello di partecipare al voto, che non è solo un diritto, ma è anche un dovere se vogliamo cambiare dal basso, noi cittadini, con il nostro segno di croce, l'attuale sistema giuridico ordinamentale della giustizia. Questo questi referendum, questi quesiti vogliono essere il sintomo della maturità del popolo italiano, che è in grado di prendere sulle spalle i propri destini attraverso l'espressione del voto. Andare a votare significa dare una risposta di maturità, una risposta di democrazia. Non andare a votare significa delegare ad altri il proprio destino. I cittadini liberi sono liberi attraverso una espressione, che è il voto. Invito tutti a recarsi il 12 giugno alle urne per poter esprimere la propria opinione, il proprio convincimento sui quesiti referendari, previa una corretta informazione. A proposito di questo, devo ringraziare, e lo faccio veramente con consapevolezza, del servizio che oggi, attraverso il direttore Arturo Cantella, TVA sta rendendo alla democrazia italiana attraverso questa trasmissione, che, torno a ripetere, credo sia la prima, forse ad Agrigento in provincia sicuro, e forse anche in regione. Io ringrazio voi, Avvocato Graziano e Avvocato Salvago. Non è stata una trasmissione semplice, perché i quesiti in materia referendaria sono stati particolarmente impegnativi, però abbiamo voluto dare il nostro, diciamo, contributo, così come lo facciamo da 40 anni sulla rete digitale. La trasmissione si potrà vedere anche in streaming sul sito televideagrigento.tv. Poi pubblicheremo il link di questa trasmissione anche sul nostro canale YouTube. Grazie e buon voto. Buonasera. Grazie, buonasera.